telespettatori, siamo con Ugo Aggiollo, segretario dello SPCGIL del Veneto, un altro capitolo dedicato alle problematiche degli anziani non autosufficienti e in modo particolare quest'oggi parliamo di caregiver e assistenti familiari. Ovvero, qual è il problema? Il problema è molto semplice. Noi abbiamo oggi, secondo le proiezioni, 268.000 anziani in Veneto non autosufficienti. La gran parte di questi sono seguiti in famiglia. Normalmente sono seguiti o da familiari che possono seguirli o dagli assistenti familiari, i cosiddetti badanti. Noi poniamo due temi. Uno, quello di una legge che riconosca anche in Veneto, così come fatto in altre regioni, la figura del caregiver, che metta a disposizione anche delle risorse economiche, perché spesso e volentieri si tratta di donne che o sono state costrette a lasciare il lavoro o quantomeno sono andate in part-time per seguire i loro familiari. Ci sia anche una corsia preferenziale per quanto riguarda l'accesso ai servizi sociali e sociosanitari e sanitari e ci sia anche una formazione e un sostegno a queste figure, anche un sostegno evidentemente di carattere psicologico, cosa che oggi non c'è. La seconda questione è quella delle assistenti familiari, un mondo che è stato lasciato a se stesso per quanto riguarda le famiglie e lasciato a se stesso anche per quanto riguarda le stesse lavoratrici, con un risultato che oggi vediamo, e cioè quello che c'è ancora tantissimo lavoro nero, circa il 60% di queste persone sono in lavoro nero, che poi produce tantissima anche situazione di cause alla fine del lavoro, certo, mettendo in difficoltà sia le famiglie sia le stesse badanti, e dall'altro senza una formazione adeguata e dall'altro ancora senza che vi sia una intermediazione da parte del servizio pubblico per quanto riguarda il rapporto domanda-offerta, lasciando quindi le famiglie assolutamente in balia di quello che succede. Quindi c'è l'urgenza di intervenire su questo? C'è assolutamente l'urgenza, noi lo stiamo dicendo oggi proprio perché fra poco ci saranno le elezioni e quindi a chiunque si candidi per governare questa regione noi diciamo: guardate che tra le emergenze e le priorità vi è anche questo. Grazie segretario, grazie a voi di averci seguito, grazie della collaborazione allo SPCGIL e naturalmente ci rivediamo presto.